Buongiorno a tutti, ringrazio infinitamente la signora Vera Salomon che questa mattina è venuta per dedicarci un po' del suo tempo e per proporci la sua esperienza, in primo luogo credo umana, oltre che storica, politica, sociale, del suo impegno contro il fascismo e della sua dolorosa esperienza, credo, di deportata in Germania. Ringrazio Don Alberto come nostro docente, ma anche come direttore dell'ufficio scolastico della Diocesi di Chiavari, che all'interno del progetto Credere ha permesso alla nostra scuola oggi, quindi ai nostri studenti e ai nostri docenti, di vivere questo momento importante e significativo, perché a parlarci c'è proprio una testimone. Un mio docente di storia all'università ci diceva ripetutamente: se volete essere credibili quando diventerete insegnanti di storia, che è una parola effettivamente grossa, cercate di portare, più che raccontare dei fatti che i ragazzi possono leggere anche sui libri, di portare degli esempi concreti. E non è facile quando magari si va a trattare una storia molto lontana, quindi più, non so, di un monumento, del busto di un imperatore, magari non si può far vedere, e già quello è importante perché i ragazzi capiscono che quelle cose lì sono veramente esistite. Ecco, noi oggi abbiamo la fortuna di sentire dalla viva voce di chi ha vissuto intensamente momenti importanti, nevralgici della nostra storia, che ci parla e ci comunica in maniera diretta e immediata. E credo che l'esperienza rimarrà un vivo ricordo per tutti. Vi invito ad ascoltare, ma forse non c'è bisogno della mia sollecitazione, perché mi sembra di aver capito da questi pochi momenti anche di conoscenza e di incontro che le cose sono talmente importanti e nel momento in cui sono state vissute vengono rese nuovamente attuali, per cui sicuramente la vostra attenzione sarà automaticamente concentrata. E poi credo che ci sia spazio, e credo che sia un momento bello anche questo, per fare delle domande o condividere delle riflessioni e degli approfondimenti. E quindi io ringrazio nuovamente la nostra gradita ospite e a chi lascio il microfono direttamente a lei, a Don Alberto. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti, come diceva la preside, oggi ci troviamo di fronte a una testimone della storia. Ecco, parto subito, gliel'ho anticipato, dicendo l'età di Vera, che ha compiuto da poco 95 anni, per cui mi sembra un'età di tutto riguardo, ma anche è significativo che abbia il desiderio ancora di partire da casa sua, abita a Lucca adesso, e di andare a incontrare i ragazzi della vostra età. Probabilmente tutti noi potremmo dire: ma chi ce lo fa fare, ce ne stiamo tranquillamente a casa, in salotto, magari a guardare la TV tranquilli. E invece il suo desiderio è quello di far conoscere comunque un periodo storico che ci riguarda ancora da vicino, e questo penso che sia l'aspetto interessante. Ci riguarda perché quando Vera anche ha iniziato il suo impegno era poco più grande di voi, forse coetanea di qualcuno che ama di più rimanere un po' di più qua a scuola, diciamo. E poi anche il suo ambiente di impegno era proprio il volantinaggio intorno alle scuole di Roma, perché le scuole comunque lo vedremo adesso. Per cui direi facciamo una specie di intervista in cui innanzitutto Vera ci racconta la sua esperienza, e partita da una famiglia vicino a Torino, la prima tappa significativa mi pare sia stata quella di Roma. Ecco, come mai? Sì, no, di Milano,
se volete vi spiegherò. Partiamo da quando ho finito le magistrali, ecco. Diciamo così. Quindi più o meno un po' più vecchia di voi, perché avevo finito le magistrali, duravano un anno meno, quindi eravamo un po' più giovani, pronti ad andare a lavorare. E infatti io, intanto voglio dirvi una cosa, che qui ci sono l'incontro in un certo senso di 4 religioni, perché io sono di provenienza, di famiglia protestante, sono di una famiglia valdese, che sono nelle valli valdesi, ed è una comunità che è stata riconosciuta naturalmente, adesso come sono riconosciute le altre. È una comunità una volta era invece perseguitata molto dalla Chiesa Cattolica. Comunque io non sono particolarmente religiosa, però sono venuta qui dietro invito della comunità ebraica di Roma, di una delle tante associazioni culturali che anche lì poi sono una comunità, ma in realtà poi hanno 3 associazioni culturali che si occupano di andare a fare le cose nelle scuole, di mantenere vivo anche la differenza. E poi la religione cattolica. Quindi c'è un incontro qui fra varie fedi, diciamo, per chi coltiva la fede, perché poi c'è anche chi non la coltiva. E nessuno viene a chiederci più di che religione sei. Questo è già una cosa molto importante, perché ognuno ha il proprio sentimento e la propria spiritualità orientata così come se la sente. Io trovo che questa libertà ce la siamo conquistata anche con prove molto pesanti, e voi siete il frutto di tutte queste battaglie che sono state fatte nel corso dei secoli in Italia e nel mondo. Detto questo, io sono contenta di essere con voi. Lo faccio perché lo faccio? Lo faccio perché fa parte della storia d'Italia. Questo periodo della Seconda Guerra Mondiale, che è stato dolorosissimo per l'Italia, ma non solo, perdite di vite umane tantissimo, ci sono state c'era il nazismo allora che comandava il fascismo, e c'è stata una doppia guerra, perché c'era la guerra che si combatteva al fronte e la guerra nelle città o sulle montagne, come è successo in Italia con i partigiani che hanno fatto la guerra in montagna. Ci sono state tante vittime e contemporaneamente c'erano i movimenti cittadini. Io lo considero un'esperienza assolutamente fondamentale, questa mia. Erano tempi speciali, ogni tempo ha le sue evoluzioni. Io ho finito la scuola che avevo 18 anni, e allora naturalmente i miei non avevano la possibilità di pagarmi l'università. Mi sono trovata un lavoro, e anzi avevo trovato un lavoro presso i tedeschi che già cominciavano, ancora non era così, ma cominciavano a occuparsi dell'Italia. Quindi a Milano, dove mi trovavo quando ho finito la scuola, nei vari annunci di ricerca di personale mi sono imbattuta in un ufficio di tedeschi. Cosa facessero non l'ho mai capito, perché c'era un'altra segretaria, non c'era niente in quell'ufficio, non ho visto neanche un pezzo di carta. Probabilmente si preparavano ad un'occupazione dell'Italia, come è stato poi. Quando i miei cugini a Roma hanno saputo che io lavoravo per dei tedeschi,
si sono affannati a cercarmi invece un posto di lavoro che fosse consono a quello che noi pensavamo di essere, cioè sicuramente degli antinazisti e anche degli antifascisti. Pian piano io ho scoperto che sono uscita dalla scuola già non particolarmente convinta e ho fatto presto a dimenticarmi assolutamente, a mettere da parte la teoria del fascismo e a cercare un'altra non era certo niente a che fare con la religione, ma un altro orientamento che non era quello fascista, che non era quello comunista, perché ancora non si sapeva nemmeno. Il comunismo si vedeva con la Russia che era un nemico da battere, o il contrario, erano loro che ci stavano battendo. E comunque non avevo le idee chiare assolutamente. Sono arrivata a Roma, e dove questi miei cugini avevano amici di loro, erano già universitari, avevano molta più cultura di me, e così ho scoperto un pezzo di storia italiana di cui non si parlava, ed era per esempio la guerra di Spagna. La guerra di Spagna è stato il primo posto dove c'è stata una ribellione che veniva proprio dalla Spagna, dalla popolazione, contro questi fascisti spagnoli che venivano dall'Africa. Insomma, la guerra di Spagna è stato un primo battesimo, diciamo, sulla molteplicità delle ideologie in cui noi dovevamo vivere, e quindi sarebbe stato utile che le conoscessimo. Quando sono arrivata a Roma ancora la città era abbastanza tranquilla, non c'era ancora l'occupazione tedesca, perché l'occupazione tedesca è venuta dopo quando l'Italia ha cominciato a perdere la guerra, e i tedeschi hanno pensato che sarebbe stato utile occuparsi dell'Italia prima che arrivassero i bolscevichi o questa cosa tremenda che era il comunismo. Così è sorto, quando sono arrivati i tedeschi, è sorto un movimento, dei movimenti spontanei di combattenti della città. C'era un movimento dei giovani che si limitava naturalmente a fare uno sciopero generale, perché così l'occupante non pensasse di aver occupato un paese tranquillo e un paese consenziente. Quindi i giovani dovevano con le loro armi dimostrare di non essere d'accordo sul tedesco occupante e su quel fascismo, come voi sapete, che era sorto, questo fascismo di seconda categoria che aderiva al movimento nazista. Interrompo un attimo, perché prego. Lei ha detto come voi sapete, ma magari loro non lo sanno. No, magari lo sanno, ma non tutti. Magari se ci può spiegare, ecco, voi giovani cosa vedevate che, tra virgolette, molto banalmente, vedevate che non andava bene, tra virgolette? Noi facevamo una lotta contro l'occupante tedesco. Questa era la lotta di base. Si dà il caso che naturalmente i tedeschi non fossero soli nella loro occupazione, erano aiutati da questo movimento fascista che era sopravvissuto. Comunque sia, i giovani avevano un'associazione giovanile di resistenza che si occupava delle scuole, dove peraltro quando noi davamo dei volantini, soprattutto nei licei e all'università, erano arrivati i fascisti e avevano anche sparato. E infatti
abbiamo fatto il funerale quasi clandestino, doveva essere un funerale solo di chiesa, ma è diventato anche un funerale dell'antifascismo per uno studente ucciso sulle porte dell'università. Io davo dei volantini, in questo sono stata arrestata per questo, perché davo dei volantini al liceo, davanti a un liceo Cavour, dei volantini che dicevano agli studenti: ci sarà questo sciopero generale, manifestate tutti, perché dobbiamo dimostrare che non siamo d'accordo con l'occupante tedesco. Quando davo questi volantini qualcuno evidentemente mi ha riconosciuto e ha dato il mio nome alle SS, che nel frattempo avevano fatto non solo l'occupazione della città, ma avevano fatto già una prigione, e questa prigione era Via Tasso. Via Tasso adesso è un museo, è conservato come un museo, dove ci sono 2 o 3 persone che se ne occupano, insegnanti a riposo e così, ed è molto visitato dai ragazzi di Roma e dintorni, perché sono rimaste le celle come erano, e gli uffici anche, è rimasto com'era, ed è diventato il Museo della Resistenza di Roma. Perché adesso vi racconterò, non solo i tedeschi hanno occupato la città, ma siccome c'erano dei partigiani in città, che erano proprio un movimento cittadino di resistenza, che facevano anche degli agguati, avendo sparato a una piccola brigata di tedesca che passavano in via Rasella, ne avevano uccisi 30. Allora c'è stato l'ordine immediato di Hitler proprio di fare immediatamente quello che i tedeschi facevano anche altrove, una strage di popolazione. Prima dovevano essere molte di più, poi il conteggio è stato di 10 cittadini per ogni morto tedesco, che dovevano essere ammazzati tutti. Quando ci hanno arrestato me, tutti quelli che c'erano in casa, me, mia cugina, che era la padrona di casa e che è arrivata con una borsa piena di manifestini mentre i tedeschi erano in casa, mio fratello che era scappato da Milano pensando che a Roma sarebbero arrivati prima e così lui non avrebbe dovuto fare il servizio militare con i tedeschi, perché già c'erano anche già le cartoline perché i giovani italiani andassero a fare i soldati delle brigate italiane del nuovo fascismo. E mio fratello e mia cugina, mio cugino con un amico, che avevano fatto un'altra cosa di cui vi spiegherò, ed erano in casa, eravamo in 5 in sostanza. Quando mia cugina è arrivata con una borsa piena di volantini, allora il tedesco che era lì per me ha deciso che andavamo arrestati tutti quelli che c'erano lì. E quelli che c'erano erano appunto mio fratello, che non c'entrava niente, poveretto, che solo si nascondeva dal servizio militare obbligatorio, e mio fratello, mio cugino Paolo Buffa e questo amico Paolo Petrucci. Loro, Paolo Buffa e Paolo Petrucci, erano stati paracadutati pochi giorni prima dalle Special Forces inglesi. Perché cos'era successo a Roma? Quando stavano per arrivare i tedeschi, molti giovani hanno cercato di uscire dalla città
di passare le linee e di mettersi al servizio non tanto degli inglesi o degli americani che erano già sbarcati sotto Napoli, ma delle brigate italiane che si stavano formando. Anche l'Italia, cioè gli italiani, alcuni, avevano fatto questo passaggio delle linee per poter resistere armati, tornare indietro e continuare a combattere la guerra, ma da una parte diversa da come erano prima, cioè dalla parte degli alleati e dell'antifascismo. Allora, c'erano anche loro che sono stati presi insieme a noi e portati a Via Tasso, in questa prigione che era stata fatta dalle SS. Le SS hanno occupato Roma cioè non l'esercito, proprio le SS hanno occupato Roma e hanno avuto loro l'onere di guidare la resistenza di Roma all'arrivo degli militari alleati, americani e inglesi essenzialmente, che erano sbarcati lì. Quindi in 5 ci hanno arrestato e portato a Via Tasso e lì abbiamo avuto, dopo un po' di tempo, l'interrogatorio subito. Io ho raccontato che ero lì per caso, che davanti naturalmente uno faceva l'innocente, non poteva vantarsi di quello che faceva, non era il caso proprio, dovevi dire cosa che io ho detto, che passavo davanti al liceo, mi sono trovata questi volantini in mano perché me li hanno messi e chi me l'avesse dato non lo so, e così mi sono cavata. Mia cugina purtroppo è arrivata con una borsa piena di volantini, quindi aveva poco da dire, gli hanno chiesto a più volte chi gliel'aveva dati e lei ha detto che non conosceva la persona, cosa che in parte era anche vero, perché noi non sapevamo i nomi veri delle persone che facevano la resistenza, tutti avevamo un nome falso con cui fare le cose pericolose. Comunque loro hanno detto che facevano più in fretta a prenderci tutti, ci hanno portato a Via Tasso. Via Tasso io sono rimasta da sola perché di celle femminili ce n'era solo una, che poi erano celle per modo di dire, perché era un appartamento, quindi avevano tappato le finestre, era un appartamento con delle camere e le camere erano diventate le celle. Allora c'era un'unica cella allora per le donne e abbiamo dove al buio completo, non c'era la luce dentro, ci passavano una tazza di brodaglia al giorno e dormivamo per terra, proprio per terra, c'era una grande pedana ma non ci stavamo tutte, e con delle coperte che ci davano, non ci davano, non mi ricordo cosa le coperte, comunque per fortuna non faceva molto freddo. E ci hanno divisi perché dovendo fare gli interrogatori e fare una sorta di preparare il processo non potevamo parlarci e scambiarci, dire io ho detto che ero lì per caso, tu cosa hai fatto, insomma, e quindi ci hanno divisi. Io sono rimasta lì una settimana completa prima di andare nella prigione di Regina Coeli. Regina Coeli è una prigione che c'è ancora, che funziona, classica con le braccia, con i bracci divisi su una rotonda, e c'era il braccio tedesco, era il terzo braccio, ed è rimasto un monumento comunque, e adesso ha ripreso le funzioni che aveva, però la lapide era il terzo braccio, era il braccio tedesco. C'erano i tedeschi che facevano la guardia alle celle, che facevano gli orari del coprifuoco, di quando spegnevano le luci, eccetera.
quando a un certo punto è successo il grande attacco partigiano di Via Rasella, dove sono stati uccisi questi soldati tedeschi di queste truppe speciali, 30. Allora Hitler voleva addirittura 100 persone di rappresaglia, 100 persone per ogni ammazzato tedesco. Si è accontentato di 10 persone che sono state prese dalle celle di Regina Coeli, in parte nel braccio tedesco, altre nel braccio italiano anche, e qualcuna via Tasso, e portate in queste fosse ardeatine, che erano delle cave di tufo ai margini, sull'Appia, vicino all'Appia, appena fuori delle mura, insomma. E lì è stata fatta questa cosa terribile della fucilazione di queste persone, 5 per volta, montavano 5 li ammazzavano, poi altri 5, poi altri 5. Hanno fatto dei mucchi tali che sono stati necessarie 2 cave per contenerli tutti. E noi eravamo a Regina Coeli, abbiamo assistito alla chiamata ed è stata una cosa terribile, perché non si sapeva, certo, non si prevedeva che andassero a morire così, però cella per cella andavano su e giù le SS con degli elenchi in mano, degli elenchi che avevano fatto prima, e capitava che entrassero più di una volta in una cella non sapendo bene dove erano le persone, avviate sotto, messe con la faccia al muro nel corridoio sotto, aspettare tutte quelle ore, verso il pomeriggio, quando avevano raccolto questi 300 numeri di persone, hanno portato, abbiamo saputo, la città l'ha saputo dopo dove erano, perché non permettevano a nessuno di passare di lì, avevano bloccato questa strada, adesso è praticamente città, allora era campagna, e solo un pastore che era lì con le pecore ha potuto testimoniare di dove li avevano messi, perché hanno dovuto scavare per tirarli fuori. E lì c'è stato un altro episodio di grande dedizione, ed è stato quello dell'ospedale, del Policlinico, con un professore che ha fatto il riconoscimento delle salme, una per una, esattamente lì, in pieno luglio, appena arrivato l'esercito americano e inglese a liberare la città, avevano messo tutta l'attrezzatura necessaria per ricomporre le salme e riconoscerle, perché non c'era un elenco. Allora, da quello che avevano ancora in tasca, da quel poco che avevano ancora in tasca, hanno cercato di fare il riconoscimento nome per nome. E questo è stato fatto veramente con grande dedizione, perché fare questo lavoro il mese di luglio in pieno cortile delle fosse ardeatine, con queste povere salme che dovevano essere tirate fuori e ricomposte, cercare tutto quello che poteva rappresentare l'identità di ognuno di essi, perché naturalmente le famiglie che avevano perso delle persone le sapevano, ma
attribuire alle persone il proprio morto è stato veramente un lavoro che ha meritato per anni il riconoscimento di questa equipe del Policlinico di Roma. E poi è stato fatto quel bellissimo monumento memoriale dove sono seppellite tutte, e lì le famiglie sono state per la prima volta, dopo non è più successo, che hanno deciso tutte che le salme andavano messe tutte insieme, non che ognuno si prendesse la sua e se la portasse vicino casa, che poi non erano tutte proprio di Roma ma anche dei dintorni. Ed è questo è rimasto il miglior monumento alla Resistenza italiana, quello più visitato, non solo più visitato, ma che parla di più a chi ci va. Una volta all'anno fanno una grande celebrazione con il governo, perché è l'unico simbolo della Resistenza italiana al nazismo e al fascismo, l'unico simbolo così massiccio, diciamo, così importante nella sua quantità di sacrificati. Per quanto mi riguarda, dopo un po' che abbiamo assistito, si fa per dire, a questa scelta, perché hanno chiuso tutte le celle e noi non abbiamo più potuto vedere quello che succedeva, se non da quei piccoli, come si chiamano, quei piccoli sportellini nelle porte che si poteva buttare un occhio e non di più. E quando hanno raccolto tutte le persone così, sono partiti per un posto che noi l'abbiamo saputo dopo, il giorno dopo, dove li hanno portati e dove era successo il massacro. Dopo un mese abbiamo avuto un processo invece, noi due ragazze e gli uomini superstiti, cioè mio fratello e il mio cugino Buffa, che era studente in medicina, che lì a Regina Coeli aveva fatto l'assistente del medico, che il medico era stato portato anche alle Fosse Ardeatine e ucciso, quindi lui l'aveva in qualche modo sostituito. Questo tribunale speciale militare tedesco ha condannato me e mia cugina a 3 anni di carcere da scontarsi in Germania, mentre mio fratello e mio cugino sono stati assolti, ma sono rimasti in carcere fino a che sono arrivati gli alleati. Ad ogni modo noi siamo partite, mia cugina ed io, in camion fino a Firenze, poi abbiamo preso un treno, uno di quelle, forse avete già sentito parlare di questi treni che portavano i deportati in Germania. Erano dei treni merci dove si dormiva per terra nel treno merci e non ti davano da mangiare niente, se non un po' d'acqua, se la chiedevi, e viaggiavano, ci abbiamo messo 4 giorni o un po' di più. Siamo arrivati la sera a Monaco di Baviera. Per fortuna ci avevano lasciato il nostro sacchetto, le cose che avevamo una coperta, quindi abbiamo potuto in qualche modo dormire sul pavimento di questo vagone merci, sempre chiuso naturalmente. Ci facevano andare per i bisogni 1 o 2 volte, aprivano un momento in aperta campagna. Quando siamo arrivati a Monaco siamo rimasti lì, siamo arrivati la mattina, siamo rimasti fino alla sera, e la sera siamo state portate nel campo di Dachau. Forse, non so se qualcuno di voi ha sentito parlare di questi campi di concentramento in Germania, dove dove sono stati uccisi tantissimi ebrei nei forni, e dove invece
tenevano questi prigionieri che dovevano servire e lavorare nelle fabbriche tedesche. Questi prigionieri dei lager, erano tanti i lager, erano almeno 8 o 9, di giorno dovevano lavorare nell'industria tedesca. E lavorare voleva dire dover andare lì prestissimo, senza vestiti adatti, con i piedi nudi, con un vitto di fame, che era lo stesso che poi noi abbiamo avuto in prigione, le grandi brodaglie e basta. E con quello hanno mandato avanti veramente, con i campi di sterminio, tante fabbriche tedesche, perché i tedeschi erano tutti al fronte, hanno consumato fino all'ultimo ragazzo veramente in questa guerra insulsa e feroce. E così siamo stati a Dachau per un giorno, perché avevamo una condanna con l'indicazione della prigione dove dovevamo stare. E questa prigione era uno dei carceri più usati e più vecchi, un carcere femminile, ad Aichach, era vicino ad August, non a Monaco, ma un po' più su. Ed era un carcere duro, cioè anche lì lavoravamo in cella, non potevamo uscire altro che quando ci portavano a fare il giro così nel cortile, senza poter parlare gli uni negli altri. Per fortuna vicino nella nostra cella c'era un'altra cella con delle italiane che avevano fatto anche loro una tappa a Dachau e poi erano finite in quella prigione femminile, che era un carcere anche lì che si doveva lavorare, però noi lavoravamo in cella perché non c'era neanche più posto, ma avevano delle filature, facevano dei tessuti, tutte le prigioni, sempre, anche prima della guerra in Germania, dovevano tutti i prigionieri lavorare per mandare avanti l'industria tedesca. Questo era nessuno era lì gratis, tutti dovevano mantenersi, insomma, in sostanza dovevano lavorare molto di più di quello che lavorava un operaio normale, e senza mangiare o quasi. Con questo la Germania ha fatto quella resistenza e ha potuto andare incontro a tutta quella lunghissima guerra con tantissime perdite di tantissimi anni e che ha fatto naturalmente tutti i disastri in Europa. Quando è successo che a un certo punto si sentiva, riuscivamo ad avere delle notizie che le truppe, da un lato i russi, ma erano dalla parte di Berlino, dalla parte di qua arrivavano francesi e americani, essenzialmente americani, e cominciavamo ad avere delle notizie di queste truppe, finalmente dei liberatori che entravano pian piano in Germania e stavano per arrivare. Uno le aspettava come se fosse il Salvatore proprio, e a un certo punto abbiamo saputo che erano arrivati intorno a Dachau, che era vicino, e avevano liberato Dachau e aspettavamo che venissero ad aprire le porte del nostro carcere. Questo è successo. Quando hanno aperto le porte del carcere abbiamo potuto uscire dalle celle. Uscire dalle celle è stato un conoscersi,
perché nessuno usciva dalle celle, o se uscivamo prima non sapevamo chi c'era nella cella a fianco e chi c'era nella cella di fronte. E invece così abbiamo visto che c'erano francesi, alsaziane, c'era di tutto, greche, tantissime greche, e abbiamo fatto un incontro di pace. Abbiamo fatto un incontro di pace e l'unico inno che sapevamo tutti era l'Internazionale. Quello abbiamo cantato, con quello ci siamo lasciati e abbiamo aspettato, ognuno con la sua nazionalità, che ci venissero a prendere, perché... Quanti anni è stata Sono lì in stata carcere? 1 anno e un mese, sì. 1 anno e un mese, perché per fortuna tutto è successo abbastanza verso la fine del trionfo tedesco, quando i tedeschi cominciavano a perdere un po' dappertutto. Veramente è stata questa seconda guerra mondiale, io non lo so se voi a scuola ne avete studiato un po', ma è stata una prova europea straordinaria, straordinaria di ricongiungimento con delle idee diverse, perché tutti noi, italiani e tedeschi, vivevamo sotto un regime di fascismo che era un'idea sola, dovevi avere un'idea sola, c'era lo Stato, c'era l'ideologia cominciavi da bambino, anche da bambino nei sillabari c'era il fascismo, c'erano tutti questi piccoli eroi, erano tutti fascisti, tutti bambini che avevano in divisa, siamo in divisa, dovevi pensare che esisteva solo un modo di mandare avanti il paese, e questo modo era il fascismo per noi, il nazismo per la Germania. Pensate solo che il fascismo l'ha inventato l'Italia. Se questo il nazismo ha copiato molto da Mussolini. Hitler è venuto a Roma, mi ricordo, io me lo ricordo vagamente, ma ci sono dei documentari di questo treno che viene a Roma e con i fascisti che gli vanno incontro. Insomma, abbiamo delle colpe, diciamo così che l'Italia delle colpe, non abbiamo una storia facile, l'Italia non ha una storia facile, a maggior ragione sarebbe utilissimo che si studiasse di più, che i ragazzi sapessero come sono arrivati loro in questa scuola e in questa società di adesso, perché le società sono legate une all'altra, il passato conta per non rifare gli stessi errori, anche se poi finisci per farli lo stesso, però almeno te lo devi sapere che è un passo all'indietro e non in avanti. Devi saperlo che queste cose qui sono già fallite una volta, che non è il caso che si riprendano come idee. Perché magari qualcuno di loro potrebbe dire, ma tutto sommato anche in quell'epoca lì, vabbè, si obbediva e si stava tranquilli e quindi bastava obbedire. Non si stava tranquilli per niente, perché bastava che tu facessi qualcosa, per esempio nelle ore di coprifuoco, avessi voglia di vedere la tua fidanzata e uscissi per tardi quando c'era il coprifuoco, ecco che finivi in prigione. Insomma, bastava i libri, non trovavi nessun libro straniero, i libri non c'era la traduzione del libro inglese importante o americano, per carità, non se ne parla nemmeno. L'unica cosa erano la cultura italiana e poi la cultura tedesca, e il fascismo non era un'ideologia libera, perché era la fiducia in un duce. Quello che diceva il duce andava bene per forza, cioè eri proprio in una scatola chiusa,
Quindi non credo, non mi sembra che fosse un'apertura. L'idea poi, per esempio, della guerra di Spagna non si sapeva niente. La guerra di Spagna non si è mai, non se ne è parlato ed è stata il primo esempio di rivolta, la guerra di Spagna. Il primo esempio di rivolta finita male, però tutti i prigionieri che sono rientrati sono finiti nei lager tedeschi, quei pochi superstiti, moltissimi sono stati uccisi per strada. Di questo niente si sapeva del passato, se non il passato per gli italiani cominciava con Mussolini e i romani. Ecco, i romani erano il grande passato della storia italiana. Dai romani si saltava a Mussolini, tutto il resto non era inutile studiarlo, insomma, invece ogni paese si costruisce sulla sua storia. E quindi vi chiedo questo, certo che uno non si mette a leggere i libri di storia per divertimento, però ci sono dei libri importanti invece che possono aprire la mente su altre cose rispetto alla quotidianità, perché se tu vivi solo nel quotidiano hai una vita miserevole e non solo, e l'unica cosa che conta sono i soldi che hai in tasca, e questo culto del denaro non è molto, non è una cosa. Per fortuna c'è di pari passo diciamo che va avanti una sorta di civiltà del lavoro, nel senso che il capitalismo è quella cosa che è, nel senso che ci sono i poveri ricchi come prima e i poveri tirano la carretta e i ricchi non fanno niente. Però invece c'è un meccanismo che è nella scienza e nella possibilità di migliorare le condizioni di tutti e poi anche nelle idee di una società diversa. Io avrei finito, se volete fare delle domande sono qua. Ecco, ringraziamo Vera per questa sua testimonianza, anche per la chiarezza invidiabile e anche la profondità. Ecco, direi che se ci sono delle domande possiamo cercare di confrontarci con Vera, anche per naturalmente i dettagli e gli aspetti anche da evidenziare sarebbero diversi e abbiamo ancora un po' di tempo per farlo. Ecco. Niente, le volevo chiedere se è sempre stata accompagnata dalla speranza di tornare a casa o ci sono stati dei momenti in cui ha creduto di non tornare, di sopravvivere. Veramente ho sempre pensato di essere invulnerabile. Questo capita nei giovani, per fortuna. Io penso che i giovani non pensano di morire, pensano di farcela. Questo penso che a voi non capita di essere in questo, per fortuna, di dover affrontare queste prove, però anche i ragazzi a volte fanno delle prove. Chi fa delle gare non pensa mica di poter morire, questi che corrono con le automobili pensano sempre di farcela. Chi va sugli sci e scende giù da questi e cade pensa sempre di tirarsi su e che non succede niente. E la forza dell'umanità è questa. Pensare, ci sono i pessimisti, ma sono pochi per fortuna, sono i nevrotici, sono gente un po' malata. Se no i ragazzi per fortuna, i giovani pensano di farcela, anche quando fanno delle cose mal fatte, perché non è che tutto quello che fanno i giovani è sempre ben fatto, però pensano di cavarsela, no? Però l'importante sarebbe che
che vi costruiste un futuro vostro con delle idee di progresso. Non lasciate gli altri che vi dicano la strada. Se ognuno si sceglie una strada e si va fino in fondo, hai già fatto metà del lavoro. Come ti chiami? Edoardo. Edoardo. Bene. E la domanda che volevamo fare un po' a nome di classe è se lei è riuscita a perdonare le persone che l'hanno insomma imprigionata. Ma io non penso che fosse un peccato, io penso che quindi da perdonare. Cosa vuol dire il perdono? No, perché quella che mi ha riconosciuto, se mi ha riconosciuto non so nemmeno chi sia, quindi è inutile che pensi di perdonare. E per il resto penso che ognuno fa la vita che si è scelto, e quindi se ti imbatti nella carogna basta, sai, lo giudichi e certo non lo perdoni. Così mi pare che il perdono sia una pratica un po' così. Grazie. C'è una domanda al rientro, no? Quando voi poi siete rientrati in Italia, cioè com'è? Quella è un'altra storia, perché quando siamo rientrati non abbiamo avuto lì per lì nessun riconoscimento, nessun posto offerto di lavoro, per tutti è stato molto duro e doloroso. Noi abbiamo avuto un vitalizio nel 1990, quindi figuriamoci quanto tempo dopo. E niente, per fortuna c'è stato chi ha pensato, e questo è stato Primo Levi a Torino, di fare questa associazione dei deportati politici, perché gli ebrei hanno avuto un percorso diverso, più facile in un certo senso, perché si era ricostruita subito, naturalmente anche a Roma, la sinagoga, i posti di attrazione, ed avevano una religione per cui erano stati incarcerati, avevano pagato, erano morti, perché gli ebrei dovevano morire per i nazisti, per i tedeschi, perché era una razza impura. Questa teoria della razza è stata una cosa che adesso quando si sente nominare la razza, noi che l'abbiamo visto che cosa ha portato la cultura della razza, mi vengono i brividi, perché non ci sono delle razze umane. L'umanità è l'umanità, poi ci sono delle nazionalità che è una cosa diversa, non sono delle razze. Non usate mai questo nome per indicare una cultura e una provenienza diversa dalla vostra, perché usare la parola razza si usa solo per i gatti, i cani, le mucche, le bestie, se no la razza umana è una sola. Questo è purtroppo mi pare una tendenza di ricominciare a fare le divisioni di razze. Questa è veramente una cosa che avremmo dovuto capire, da che cosa può portare la politica della razza. Lei non ha votato alle prime elezioni del 46? No, io non ho votato perché siccome sono stata arrestata a Roma, sono stata portata via, non hanno trovato le mie carte d'identità e non ero più un cittadino, ho dovuto rifare tutto da capo come residenza, eccetera. Quindi non avendo queste carte in mano non ho potuto votare, ma nessuno si è preoccupato, perché come ero io, chissà quanti, nessuno si è preoccupato di vedere che cosa ci mancava. Ci sono alcuni libri scritti, soprattutto da donne, molto belli, della difficoltà
di rimettersi nella società italiana, del lavoro, di riprendere il lavoro, di riprendere la casa, perché per esempio gli ebrei, moltissimi non hanno più trovato la casa, perché le case sono state prese, e non c'è stato, veramente non c'è stata una grande accoglienza come ci sono stati in altri stati, per esempio in Francia. In Francia i francesi che sono rientrati hanno avuto, intanto sono stati presi subito e portati via. Gli italiani hanno aspettato, c'è un libro bellissimo di Primo Levi, La tregua, che è il ritorno, ci ha messo mesi a rientrare, perché o si avviavano a piedi col carrettino, ma a voglia, la Germania è grande, oppure aspettando l'Italia che ti venisse a prendere, hanno aspettato 2 o 3 mesi. Anche le mie compagne di cella, io sono tornata, io e mia cugina siamo tornate abbastanza presto, perché mio cugino era tornato nelle Special Forces e gli inglesi gli hanno dato una jeep, sono venuti, e un permesso per varcare il Brennero, perché non si passava dal Brennero, e sono venuti a cercarci prima nella prigione e poi in questa casa di accoglienza dove stavamo. Perché per esempio quando noi siamo usciti dalla prigione non sapevamo, cioè eravamo 20 donne, siamo andate in una caserma dove c'erano gli italiani militari che quando hanno visto arrivare il nostro camion con tutte donne sopra hanno cominciato a prenderci in giro. Sì signore, i nostri compagni militari hanno sghignazzato perché noi eravamo state così stupide da farci prendere e portare in carcere. Cioè, noi abbiamo detto, non c'era posto, secondo loro in quella caserma non c'era posto. Allora ci volevano mettere nelle stalle. Noi abbiamo detto, figuriamoci, usciamo dal carcere e andiamo nelle stalle. Andiamo in infermeria, avevamo saputo che c'era l'infermeria, abbiamo occupato l'infermeria. Siamo state lì tranquille finalmente in letto decente, dopo l'uscita erano i primi letti che vedevamo. Quando arriva il medico militare che dice ma qui non potete stare, questo è per i militari e voi non ci potete stare. E dico, beh, se ci trovo un altro posto dove possiamo andare, andiamo, se no di qui non ci muoviamo assolutamente. Per fortuna era arrivato l'UNRWA, che era un'organizzazione che si doveva occupare dei prigionieri, dove c'era un generale italiano, un colonnello, un Brengo si chiamava, che si è occupato di noi per trovarci un posto. E cosa ha trovato? Ha trovato una caserma dove c'erano stati i francesi e che erano già tutti rientrati in Francia. Noi eravamo ancora lì che non sapevamo come tornare in Italia, eravamo vicino a Monaco, non era tanto semplice, non è che potevamo andare con... Qualcuno l'ha fatto di italiani che sono rientrati col carrettino rubando per strada da mangiare che trovavano così, ma noi abbiamo detto ci hanno portato qui, ci vengono a prendere e così abbiamo aspettato. Poi mio cugino con questa jeep è venuto a prenderci prima, ma le altre hanno aspettato 2 mesi quasi il rientro. E poi quando sono rientrate, ci sono dei libri che sono stati anche scritti, nessuna assistenza. Sì, una piccola somma di denaro data subito al ritorno. Poi basta, non un lavoro, non una casa, non una... gente che aveva perso tutto, niente. Questo è stato
l'accoglienza della patria, poi vabbè doveva esserci tutta l'unificazione del paese, le elezioni per fare il referendum per il re o la repubblica, per la monarchia o repubblica, che io non ho votato perché non avevo i documenti, e poi la Costituente, e poi ci è voluta tutta la trafila perché qualcuno si occupasse dei reduci, della gente deportata. Purtroppo siamo in un paese di corta memoria molto corta, e desiderio di aiutare gli altri. O c'è la Chiesa cattolica che lo fa, o il servizio civile non esiste, purtroppo. Buongiorno, sono Nigro, intanto la ringrazio di essere venuta. Può venire un da po' noi. più vicino? Sì. Grazie. Volevo chiederle, se è possibile, qual è la sua posizione, perché c'è stato un grande dibattito sull'attentato di Via Rasella. Praticamente molti hanno detto che è stato un sacrificio inutile, sacrificare 335 vittime a seguito dell'attentato che è stato compiuto. Ma perché Lei volevo sapere come la pensa. la mia posizione personale era che purtroppo la guerra non è mai una cosa facile. O ti ribelli o non fai niente, o tolleri. Allora, questi erano dei militari, non è che fossero dei civili che sono stati uccisi, erano dei militari armati per giunta. Cosa hanno fatto naturalmente i tedeschi subito? Intanto hanno sparato lì per lì, anche nelle case, la gente si è nascosta, sono andati a prenderlo lo stesso. Poi hanno fatto quella strage delle Fosse Ardeatine, quindi mi sembra che dovrebbero tacere. Quelli che tirano fuori queste storie in genere sono fascisti, perché la guerra o si fa o non si fa, o ci si ribella o non la guerra non è mai tenera, non è mai una cosa facile, questo bisogna saperlo prima di scatenarla. È così. Condivido pienamente. Molto semplicemente, tornando un attimo come si svolgeva, diciamo, una giornata Dove? Nel carcere dove siete nel rimasti? carcere la giornata ci venivano a svegliare con un cosiddetto caffè, che era una brodaglia nerastra. Alla mattina ci davano subito le cose da lavorare, perché anche in cella bisognava lavorare. Nessun prigioniero tedesco stava senza far niente. E noi potevamo scegliere o fare le calze che le altre amiche della cella vicina italiane avevano scelto, oppure di attaccare alle fibbie a una cosa che non si usa più, che sono le ghette da mettere sopra gli scarponi per andare nella neve. E queste ghette avevano delle fibbie che bisognava attaccare con il punto dei calzolai, quindi avevamo una specie di morsa, una piccola attrezzatura, e noi avevamo scelto di fare quello per sentirci un po' meno avvilite, insomma, un po' meno donne prigioniere. E allora facevamo quello, ci davano questa roba che ritiravano la sera perché non dovevamo avere nessun attrezzo in cella, e quindi ci ritiravano tutto, e poi il giorno dopo naturalmente guardavano, poi anche loro si erano un po' smosciate, avevano smesso di perseguitarci, prendevano quello che si faceva, se andavi adagio pazienza. Ma una volta, siccome quella prigione dove sono stata era una prigione, un carcere duro, dove però lavoravano tutti, anche quando non erano prigionieri politici, c'erano dei laboratori di tessitura, di cose. Poi non c'era più niente quando noi
siamo andate, allora c'era questo lavoro in cella oppure la campagna, perché sono anche stata mandata in campagna per 2 mesi a prendere la barbabietola da zucchero, cosa che faceva una fatica tremenda, perché poi l'unica cosa è che quando ero fuori mangiavo un po' di più, ecco, l'unica cosa era quella. Ma insomma io trovo che comunque sia si può sempre mantenere un proprio spazio di libertà, bisogna assolutamente non lasciarsi abbattere e cercare anche in queste situazioni di una cella, cercare intanto in tutti i carceri alla fine della settimana ti danno un libro da leggere, prendilo, anche se non c'è niente che ti interessa, prendilo lo stesso. È sempre meglio leggere un libro che non pensare ai propri guai. Infatti noi prendevamo dei libri, in italiano c'era poco, c'erano dei libri francesi, insomma io il francese lo conosco abbastanza bene, e la domenica, il sabato pomeriggio e la domenica aveva il libro da leggere, e questa era già una interruzione. Insomma, bisogna cercare di non perdere la propria ricchezza intellettuale o sentimentale, si può sempre fare. Buongiorno, grazie per il suo intervento. No, volevo chiederle se secondo lei, per far sì che non succedano di nuovo le atrocità che abbiamo avuto durante il periodo che lei ha descritto, basta solamente la memoria? No, che non basta la memoria, bisogna darsi da fare. Cioè io penso che ogni individuo può vedere in quel momento in cui vive, come gli animali, insomma, può scegliere che tipo di vita fare. Certo che se tu preferisci non reagire alla società, lasciarti andare, e allora ti metti immediatamente nel gradino più basso. Purtroppo la società non è una società egualitaria, ci sono dei gradini, una scelta di vita che proprio alla vostra età è fondamentale poterla fare, cioè non lasciarsi andare, dire ma tanto sabato vado lì, domenica vado là e per il resto. No, leggi, informati, guarda, vai all'estero, coltiva te stesso, fallo crescere, ognuno di noi ha la vita in mano, adesso soprattutto che non c'è più un regime che ti obbligava a fare delle cose, quindi è un po' più difficile, diciamo. Il libero arbitrio è una cosa difficile, però bisogna imparare a scegliere, a darsi. Più hai un mondo aperto e più puoi scegliere. Certo che se ti chiudi in casa o fra casa e gli amici e basta, non esci di lì e ti ritrovi vecchio senza saper cosa fare di te stesso. Desiderio di andare a incontrare i ragazzi, come l'è nato il desiderio piano piano di poter... Ma non è stato un desiderio, è stata una richiesta. Per fortuna ci sono sempre o dei giovani o anche degli insegnanti, devo dire, che anche degli insegnanti contano moltissimo, gli insegnanti che tendono a fare di più di quello che è il programma scolastico stretto, e a fare in modo che i ragazzi possano dalla scuola guardare fuori, non dalla scuola guardare dentro, ma guardare fuori e orientarsi mentre sono protetti, mentre non devono fare troppi sforzi. Sapersi orientare vuol dire far funzionare il cervello,
farlo funzionare un po' al di fuori di quello che è il divertimento che va e viene, insomma, so che dire. Uno sport va già bene, è meglio fare uno sport che niente, è meglio fare uno sport competitivo che niente, voglio dire, niente, andare a casa, mangiare, uscire tutti in gruppo, sempre in gruppo, a farsi venire la noia addosso, e per togliere la noia fai le cose peggiori, insomma. Non è un sistema togliersi la noia, bisogna inventarsi delle cose. Direi che forse siamo stati un poco generosi anche di applausi, forse l'avete meritati ogni volta che applaudiamo. Basta guardarlo in faccia, ho visto che sono attenti, non c'è bisogno di ho applausi, percepito anch'io un esteriore, ma siccome mi non guardavano il giocarello, che magari ognuno in tasca, anzi vi ringrazio dell'attenzione tutti quanti, sono ancora qui se qualcun altro vuole dirmi delle cose, e se no vi auguro veramente di uscire con la sicurezza della scuola, di aver imparato delle cose, di essere cresciuti in modo che vi serva e non oddio la scuola. Sì, questa è una responsabilità che noi cerchiamo di portare pienamente con tutte le nostre risorse umane e professionali, anche grazie alla sua esperienza. Sicuramente oggi i ragazzi credo che abbiano aggiunto valore alla loro quotidianità e alla loro vita scolastica. Ci permetta appunto di farle un piccolo e semplice omaggio. Un successo che non sono i soldi, guardate che non vuol dire che il successo sono i soldi. Il successo è sentirsi appagati della propria esistenza, essere contenti di vivere. Guarda. Benissimo, grazie. Grazie ancora a Vera e buon ritorno a casa e poi sicuramente buone ancora altre esperienze di incontro con i giovani.